Gonzalo Quiroga, una sfida che si sperava di vincere qua al Palla Fabris davanti al proprio pubblico, Latina però non ha fatto sconti. Ah sì, sicuro, abbiamo giocato contro una squadra che gioca benissimo, secondo me è uno di quelli che giocano meglio di questo campionato. Purtroppo abbiamo sbagliato troppo per certi momenti, anche di recessione oggi non abbiamo fatto bene e quello è stato il perché abbiamo perso così, no? Prossima sfida, si va a Monza alla ricerca di un riscatto dopo la sfida che si era giocata qua in casa. Ah sicuro, quella è una partita importantissima per noi perché all'andata non abbiamo giocato per niente bene, abbiamo perso 3-0 rapidissimo, quindi adesso dobbiamo pensare in quella ultima sfida che è anche un scontro diretto per noi perché sono là avanti. Grazie, in bocca al lupo. Purtroppo non si è chiuso in bellezza, come si dice in questi casi. Latina ha messo in campo tutta la grinta possibile, ha portato a casa bottino pieno. Sì, Latina ha giocato molto bene, facendo pochi errori come fanno di solito, difendendo parecchie palle, tenendo alto il ritmo del gioco. Noi siamo riusciti a comunque tutto sommato a fare abbastanza bene sotto il profilo degli errori, però ci hanno sovrastato un po' dappertutto, in attacco, a muro. E quindi siamo andati un po' in difficoltà, insomma. Resta un po' rammarico dell'inizio della partenza del primo set, che abbiamo lasciato un po' troppi punti sul piatto subito, poi siamo riusciti a stare sempre lì appiccicati a loro, però poi abbiamo ceduto per 2 punti. Forse il primo set, se fosse andato in maniera diversa, anche loro avrebbero magari ceduto qualcosina. Sicuramente non è stata la nostra miglior partita, però comunque abbiamo giocato e abbiamo giocato con l'intensità che abbiamo chiesto ai nostri giocatori, anche quando loro erano avanti non abbiamo mai mollato, per cui ci può stare anche se dispiace. Milano e Città di Castello hanno perso, la gara adesso quella di Monza diventa anche una sorta di rivincita della sfida d'andata che a livello tecnico non è stata di certo tra le più brillanti. No, questo sicuramente noi ci teniamo molto a riscattare, perlomeno sotto il profilo del gioco, la pessima prestazione che abbiamo fatto all'andata, dove sicuramente abbiamo toccato il punto più basso della nostra stagione. Però da lì in poi comunque ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto decisamente meglio e il nostro girone di ritorno è stato più positivo rispetto al girone d'andata, sia in termini di punteggio ma soprattutto in termini di gioco. Quindi, i propositi sono sicuramente quello di andare lì e fare una buona partita. Monza che ha dato prova nella seconda parte della stagione di vincere delle gare importanti. Qual è il punto di forza che in questo momento di questa formazione? Ma io credo che uno dei punti di forza sia il fatto che siano anche abituati a giocare assieme, un po' anche come noi. Credo che tutte e due le squadre siano cresciute durante la stagione perché hanno dovuto pagare uno scotto dell'esordio nella massima serie, per cui credo che le circostanze siano abbastanza simili per entrambe le squadre. Grazie, in bocca al lupo. Crepi.